Buongiorno. Giuseppe. Buongiorno, amico mio. No, dico, come l'hai visto? Buongiorno. Buono, forte. Buongiorno. Ma ti ho anche un po' eccitato, cos'era quella lingua? La prima puntata di Sangro Azzurro si apre con il post partita di Napoli e Ignazia. Napoli la prima amichevole a Castel di Sangro. Bella partita, mi guarda buono. Ce la potremmo fare contro l'Ignazia, siamo forti. Siamo sulla buona strada. Beh, i gol sono molto soddisfatto. 4 gol, uno più bello dell'altro. Mi è piaciuta più la seconda squadra. Il Napoli di Conte non ha ancora mai subito gol. C'è una rattata. Entrambi i 6 difensori schierati si sono dimostrati molto bravi. Ma Conte, ragazzi, è roba buona, si vede. Top e flop? Top, abbiamo visto che già il Ciolito c'ha molta voglia. Buongiorno Rafa Marin. Kvara sicuramente. Migliore in campo Lobotka sicuramente. Simeone perché ha fatto una grande prestazione oggi. Pure Ngong mi è piaciuto. Flop che dire secondo me. Non mi è piaciuto Mario Rui, non mi è piaciuto Khedira e Anghissà. Ma un po' anche si deve ancora togliere gli infradito. Peggio Caius. Vabbè, Caius hai giocato 3 minuti. Vabbè, ma Caius. Allora c'è stato comunque Follow Ruscio, è troppo forte Follow Ruscio. Ha spaccato Follow Ruscio. Quasi se va Fabian Ruiz, secondo me vinciamo 6-0. Ma è più forte Fabian Ruiz o Follow Ruscio è più forte Follow Ruscio. Follow Ruscio è più forte 8 quanti. Per te, sono qui per te. Per me. Qui per te. Grazie. Nel corso della giornata abbiamo girato un po' per Castel di Sangro parlando con i tifosi. Inquadra qua, guarda. Che vi siete portati? Tutta Varenne. Panino. Salsiccia e melenzane, alla parmigiana di melenzane. Bellissimo, Ne alto livello. Ne volete un poco? Ci stanno di 3, ce ne stanno. Poesia. Se è porno leva, Porno. Com'è? Buono. Geniale, ventilatorino da stadio. Sì, Ne sapete una più del diavolo, voi donne. ovvio. Complimenti. Stai bloccando tutto il traffico. Non me ne frega. Oggi c'è una cosa di calcio. Chi le capigliate era Rafa Marin, come si chiama? Rafa Marin. Non serve proprio. Ma che t'ha fatto su Rafa Marin? Ma già si vede, è molle, per la pianta dei fighi. Se era buono sotto il Real Madrid. Quest'anno Natale è il miglior difensore che c'è in Napoli. Natale. Natale, come si chiama? Quindi il miglior difensore del Napoli qual è? Raccaman. E cagnati te. Natale. Ma senza la nenna, Natale, Raccaman. Non lo so, decidi tu qual è il difensore più forte che c'è al Napoli. Natale. Natale. Vabbè. Sono una bella vicchiarella. Facete un giro. Ma quale vicchiarella? Una signora, una bomba. 85 anni. Io tengo tatuaggi più belli di tutti quanti, nessuno l'ha avrei commesso. Ma certo signora, facciamolo vedere. Agevoliamo il tatuaggio della signora. A maggio dell'anno scorso. È bellissimo? È stupendo. Visto? È il tatuaggio più bello che abbia mai visto. Grazie. Tra i vari argomenti trattati ha tenuto banco il mercato. Lo fareste lo scambio Raspadori-Chiesa? Subito. Anch'io, subito. Sincero, no. Mi piace più Jack. Mi terrei sempre Raspadori. Chiesa è fragile. Spadori Chiesa, sì. Sì. Fondamentalmente io terrei più Raspadori se lui vuole giocare a 3 a difesa, perché lui gioca proprio di le punte bene. Chiesa è più duttile, ha più velocità e punta meglio l'uomo. No, non lo farei perché altrimenti diventiamo la Juve, cioè Conte, tutta la squadra sua, ci vendiamo pure Chiesa, penso che stiamo bene così, Raspadori sarà il suo anno. Per come gioca Conte e Chiesa va a nozze. Infatti sei sposato quest'estate. Ben beata is. Perché a te nessuno pigli? Al momento no. Dobbiamo risolverla questa cosa. È con il tempo. Tutto Il tempo, ma quanti anni hai? 33. Oh, stai inguaiato, Nello scambio Raspadori-Chiesa, come ti collochi? È meglio Raspadò. Raspadò? Al passato. Raspadò. Raspaderà quest'anno? Speriamo. Guarda che noi ci siamo conosciuti sullo stadio e lei. Che l'ha passato noi con mio figlio? Il primo bacio Napoli-Parma un amichevole 1994. Vincemmo 4. No, gli dissi ogni gol del Napoli un bacio, 4 gol. Venuta qui col cane. Sì, sono venuta qua col cane, con amici, con mio marito. Lui è Diego comunque. Ah, lui si chiama Diego, Lui è perciò è Diego, venuto a anche vedere. la maglietta però l'abbiamo portata, faceva troppo caldo. E lui è tifoso? Lui è il tifoso, sì, certo. Tu preferisci la barba un po' malessere di Kvaratskhelia oppure la babyface di Raspadori? No, Kvaratskhelia. Come mai? Un po' perché assomiglia anche al mio fidanzato. Che sarebbe lui? Sì. Tale quale a Kvaratskhelia. Sono più forti però. Più che Kvaratskhelia pare Paul Scholes. No, Marco Reus. Dei nuovi, che poi ovviamente sono gli storici, però sono arrivati da poco, no? Chi hai visto meglio? Dei nazionali? Sì. Di Lorenzo, perché ha molta più gamba e atleticamente è sempre un passo davanti a tutti.
E forse anche una voglia di riscatto, di far vedere che è tutto a posto, di mettersi in pace col pubblico. Sì, sicuramente ha lavorato molto e anche si vuole riscattare anche, penso personalmente, dall'Europeo. Non dimentico velocemente io. Non c'era niente da perdonare a Di Lorenzo. Io non lo perdono. Fatti accostare così vicino a un'altra squadra in questo momento così delicato, per me è un po' da fifone. Sangro Azzurro tornerà nei giorni di tutte le amichevoli del Napoli qui a Castel di Sangro. Intanto seguite il canale di Calcio Napoli 24 per non perdervi nessuna puntata. Tutti i rispetti dei signori juventini, interista, per l'amor di Dio, però il popolo napoletano è un'altra cosa. Io ho già visto già il scudetto, poi con il terzo, o quarto o quinto e poi posso pure morire. Con Conte vinciamo il scudetto. Quindi fra un paio d'anni può pure morire. Sì, no, non fanno rettato. L'hai detto tu. Un Napoli lotterà per non retrocedere in Serie B e poi viene più, lascia divertimo, buonasera. Come mai? Come mai diciamo sei così pessimista? Lotteremo per non retrocedere in Serie B. Non sei soddisfatto? No, ancora sa davvero un pezzo forte. Chi è il pezzo forte? Un pezzo forte è un Napoli.